Primozieri è questo di avere offerto l'occasione ai sardi, per i quali che hanno questa per la poesia, hanno per tutta la creatività, perché poi io insisto a dire che la lingua è tutto, il linguaggio, la gastronomia, il canto, avete sentito il coro. Pedro Mura dice di queste voci, chi moches, chi pare trumbas, vengono da un mondo arcaico prima degli strumenti che poi hanno creato per suonare. Ora parliamo anche di questa arcaicità, che è la ricchezza della Sardegna, perché tutti anche stamane leggevamo un giornale di gente che la prendeva col Friuli perché subentavano subito per il friulano. Ora, l'arcaicità è un valore, la Sardegna, e questo nasce nel Novecento, lo dice Bessì, lo dicono i bronzetti nuragici, c'è tutto un discorso interessantissimo tra l'Illiu e poi tutta l'arte che scopre il mondo arcaico. Io per esempio mi ricordo la pagina bellissima di Carlo Levi, quando visita, probabilmente con un Illiu giovane, il nuraghe di Coso. Quindi il premio Zieri catalizza tutto questo, la lingua e i linguaggi, l'artigianato, e questi si riattivano perché in quel momento noi stiamo combattendo l'industria chimica, cioè degli investimenti industriali pesantissimi in cui io dicevo, ma è possibile, con quei soldi si rende fertile persino la roccia. Com'è possibile che si buttino i soldi così? Per un'operazione che va contro la vocazione del territorio. Come faremo noi a liberarci? No? Perché siamo con vocazione turistica tutte queste rottami ormai. Quindi il premio Ozieri è riuscita ad avere questa energia. Perché? Questa energia non siamo noi della giuria, sono i poeti che hanno approfittato. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo in qualche modo aperto per la modernità. C'è il momento della neodialettalità che attraversa l'Italia, ecco il nostro rapporto con i dialetti. Cioè perché a un certo punto questa lingua italiana, mediatica, che non riesce più ad arrivare perché c'è questa uguaglianza cosmopolitica di classe, capito? Senza capire che la Sardegna, io ho sempre detto, è impossibile che tu adoperi la lotta di classe in Sardegna, perché è sociologia, la Sardegna ha bisogno di antropologia. Perché? Perché è il vissuto, stiamo parlando di millenni di cultura. E qui c'è Sergio Frau. Questa è, no? E questo riscoperta dell'antropologia è un tornare alla vita, è un tornare all'esperienza, è capire cos'è la Bibbia, è capire così l'Odissea, che prima di arrivare alla scrittura l'uomo aveva fatto esperienza e aveva fatto poesia. Quindi il problema vero del premio Zieri sono i poeti. Io l'ho scritto una volta, no? Sono i poeti che hanno salvato la Sardegna. Perché? Perché hanno tenuto viva questa tradizione creativa che hanno. Vi ringrazio.